Resta da capire se ci sarà l'ok dell'Unione Europea all'operazione, ma la strada, anzi l'autostrada, sembra in discesa. La 4 Brescia-Padova dal 1 gennaio 2027 dovrebbe passare nella galassia di CAV, la società del passante, e quindi al Veneto, una partita milionaria che ha l'avvallo dell'esecutivo, confermata dallo stesso ministro alle infrastrutture Matteo Salvini alla vicepresidente della regione Elisa De Berti. Per la Lega un passo in avanti verso il sogno di Luca Zaia, ovvero la creazione di una grande holding autostradale del nord-est. Cosa significhi inglobare la Brescia-Padova lo spiega dal Carroccio Alberto Stefani. Un tratto autostradale che permetterebbe di investire gli utili di quel pezzo di autostrada in Veneto. Si parla di una cifra attorno agli 80 milioni all'anno, oltre degli utili accantonati da CAV negli anni, che permetterebbero al nostro bilancio di fare davvero un grande salto in avanti per quanto riguarda gli investimenti. È una vera e propria rivoluzione quella che si prospetta. 80 milioni di euro che andrebbero a sommarsi ai 25-30 milioni del passante, insomma 100 milioni da utilizzare poi sul territorio. Per il Carroccio non ci sono dubbi. Di certo si tratta di una vera e propria autonomia infrastrutturale, insomma un pezzo di autonomia che stiamo portando a casa e che lo stiamo portando a casa in maniera concreta. Entusiasmo da un lato, scetticismo dall'altro. Per lo stesso Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione in Consiglio regionale, il passaggio della 4 in CAV è l'extrema ratio fatta per coprire la voragine della pedemontana veneta. Aggiunge il carico da 90 Jonathan Montanariello dal Partito Democratico, che ricorda tra gli altri l'eterno nodo della Romea. Vorremmo capire questi continui viaggi a Roma se alla fine portano qualche risultato per la nostra regione, oppure ci si trova ogni volta per fare l'elenco delle incompiute e probabilmente fare un articoletto o un'uscita più dedita ai destini politici e alla visibilità di qualcuno che ai problemi del Veneto atavici, che sono sempre quelli e che sono anni che si trovano per discuterne. Ecco.